La Congregazione della Dottrina della Fede, a seguito delle nostre relazioni, e ringrazio anche alcuni relatori che sono presenti qui a questa nostra celebrazione. Stavo dicendo la bella notizia che la Congregazione della Fede ha sciolto le riserve ed ha dato il parere favorevole per aprire la causa. Il sogno si avvera, l'attesa speranza si compie. Il tanto sospirato annuncio del Vescovo ieri, nel corso della celebrazione del 25° anniversario dell'arrivo della statua della Madonna Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime. La Congregazione della Dottrina della Fede ha dato il via libera all'apertura della causa di beatificazione di Natuzza Evolo, la mistica di Paravati, morta nel giorno di Tutti i Santi del 2009. Ad ascoltare i fedeli che si sono radunati a migliaia alla Villa della Gioia. Monsignor Luigi Renzo già questa mattina è partito per Roma per recarsi in Vaticano ed incontrare il segretario della Congregazione dei Santi e concordare le procedure da seguire. Forte emozione, giubilo ed applausi da parte dei numerosi fedeli appartenenti ai cenacoli di preghiera presenti in Italia e all'estero, assiepati per seguire la processione della statua e la funzione religiosa.